Ad una settimana dalla Ferragosto, le spiagge di San Leone, i gestori dei chioschi al Viale delle Dune, i bagnanti e gli interventi nel cuore dell'estate. Gloria's Café! Siamo ormai nel cuore della stagione estiva. Nonostante le condizioni climatiche bizzarre, bagnanti e turisti non si scoraggiano e puntuali fissano l'ombrellone in spiaggia per godere di una giornata di mare. Climaticamente non è stata una delle migliori in assoluto, forse c'era da aspettarselo visto che l'anno scorso abbiamo avuto un'estate che è esplosa a maggio e non è finita più. Le presenze dei turisti, che se ne dica, che si legga, ci sono anche maggiori di quelle degli altri anni, ci danno delle grandi soddisfazioni perché poi apprezzano il nostro mare, apprezzano il nostro sole e la unicità del luogo nel quale si trovano, ma lamentano il fatto che potremmo offrire veramente molto di più se solo volessimo, lamentano, si sbalordiscono del fatto che una terra piena e così ricca di bellezze e così ospitale possa alla fine poi non avere quel ritorno che deve avere in termini, come mai non siete pieni tutto l'anno. Anche per quest'estate le presenze turistiche sono numerose a fronte delle difficoltà che ricorrono nella città dei templi, così come sottolineate dal gestore di uno dei locali di San Leone, Peppe Vita. Se riuscissimo ad avere, non dico gli aeroporti, ma le autostrade, i collegamenti agli aeroporti decenti, e allora forse potremmo fare quel salto in più, perché noi siamo pronti. Le difficoltà di Agrigento sono sempre le stesse, alla fine è un posto che è difficile raggiungere, devi veramente fare un atto di fede e grazie ai templi e al grande lavoro che fanno i B&B, tutte le strutture dell'accoglienza agrigentina, in qualche maniera si riesce a trattenere le persone più del tempo strettamente necessario che richiede la visita al Tempio, alla Valle dei Templi e basta. Certo ci vorrebbe un pochettino più di attenzione da parte di noi stessi, dei cittadini stessi, a una cura, alla cura di quella che è la dignità di una città che non può essere vilipesa e vituperata dal sacchetto per strada o da atteggiamenti che non sono consoni a un popolo che dice di avere 2600 anni di storia e di cultura. Questi 2600 anni deve dimostrarli, vincendo le scommesse difficili come quella della raccolta differenziata, per esempio. E intanto sta per arrivare il culmine della stagione, il momento che scandisce l'estate, il Ferragosto. I locali della costa sanleonina sono alle prese con i preparativi per le 2 giornate di fuoco e la movida, ben curata nell'arco del periodo estivo, si prepara ad intrattenere i residenti e i turisti anche nei giorni ferragostani. A Ferragosto noi faremo una cena, come abbiamo fatto a numero chiuso, visto che poi comunque ci sarà una ordinanza comunale che permetterà l'accesso alle strutture agli ospiti che hanno prenotato e che hanno qualcosa da fare. Noi avremo una cena a base di pesce che faremo nella nostra terrazza a mare, subito dopo la cena ci sarà uno spettacolo di cabaret, un grande ospite di Sicilia Cabaret, dopodiché continueremo a ballare e a festeggiare il Ferragosto come nella tradizione, ma nella tradizione senza fuochi e mare, senza falò, ma sulla struttura e godendo degli spazi che abbiamo.